Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici e amiche, ben ritrovati all'appuntamento con il live di friulitv.net. Apriamo subito con la cronaca per quanto riguarda gli aggiornamenti dal Friuli Venezia Giulia. Una persona è deceduta per un malore nel pomeriggio di oggi all'isola del Banco d'Orio a Grado. Sono stati alcuni diportisti a lanciare l'allarme attraverso il numero unico d'emergenza 112. Sul posto sono giunti i sanitari, anche l'ambulanza, i vigili del fuoco e la capitaneria di porto. Purtroppo alla fine inutili ogni tentativo di rianimarlo. La salma poi è stata recuperata e ricomposta nella cella mortuaria dell'ospedale di Grado. E adesso ci trasferiamo a Udine per quanto riguarda Borgo Stazione. Nel pomeriggio di ieri, poco prima delle 17, il personale della Volante è intervenuto in Viale Leopardi all'altezza dell'ingresso dell'autostazione delle Corriere, ove era stata segnalata una lite tra due stranieri, uno dei quali risultava ferito. Nel volgere di brevissimo tempo il personale operante raggiungeva il luogo segnalato, ove rintracciava le due persone coinvolte, identificando l'uomo sanguinante e a brevissima distanza l'altro soggetto pakistano che presentava evidenti segni di una colluttazione. Gli accertamenti effettuati permettevano di cristallizzare la responsabilità del pakistano che con una bottiglia di vetro infranta aveva colpito l'aggredito. L'uomo tradotto in questura è stato arrestato per lesioni aggravate, mentre l'ufficio immigrazione sta valutando la posizione di soggiorno per l'adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi. Le elezioni amministrative in Friuli Venezia Giulia si terranno il 3 e 4 ottobre prossimi. Lo ha deciso la Giunta regionale su proposta dell'assessore alle autonomie locali Pierpaolo Roberti. I comuni interessati sono 38, dei quali 34 con meno di 15.000 abitanti e 4 con più di 15.000 abitanti. Per la precisione sono Cordenons, Pordenone, San Vito al Tagliamento e Trieste. Va ricordato che, come previsto dalla legge regionale 6 del 14 maggio 2021, al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale per prevenire il contagio da Covid, le operazioni di votazione si svolgeranno nel primo e nel secondo turno nella giornata di domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Ecco, ricordiamo che nei 4 comuni con 15.000 abitanti c'è il turno di ballottaggio nel caso in cui il primo classificato, usiamo questo termine, non superi il famoso 50% più un voto al primo turno. Dicevamo che la stessa legge 6 aveva stabilito che le elezioni amministrative dovessero tenersi in una data compresa tra il 12 settembre e il 14 novembre 2021. E adesso cambiamo argomento, parliamo di sport. Il Pordenone presenta il suo nuovo acquisto. Sono nato a Bologna, sono di origine marocchine e Un attimo di pazienza, ripartiamo con il servizio. sono nato a Bologna, sono di origine marocchine e a Bologna sono stato da quando sono nato fino ad oggi e sono legato a entrambi i paesi, sia l'Italia che mi ha cresciuto e il Marocco perché è il mio paese d'origine. Inizio per me un nuovo capitolo, ma sono molto convinto della scelta che ho preso insieme alla società, sono molto contento di essere qua a titolo definitivo e darò del mio meglio, come ho detto prima, per aiutare questa società che mi sta dando una grande opportunità e sono molto contento di poter affrontare la mia prima avventura in Serie B e spero di dare il mio contributo alla squadra. Sono un difensore molto fisico, mi piace molto attaccare, ma allo stesso tempo cerco di essere il più attento possibile in fase difensiva. Ho iniziato la mia carriera in una piccola squadra, il Basca, che non dimenticherò mai da quando ho iniziato a giocare a calcio. Da lì mi sono trasferito al Bologna dove ho fatto tutto il settore giovanile fino ad arrivare, diciamo, aver fatto il ritiro in prima squadra e dopodiché ho iniziato
le mie avventure in Serie C, a Pistoia, Piacenza, Pianese, fino ad arrivare all'anno scorso, che è stato, diciamo, l'anno migliore per me, per la mia crescita, e infatti devo ringraziare la società per avermi dato l'occasione di crescere. Credo di essermi migliorato molto in un ambiente come quello dell'anno scorso e sono pronto e maturo per affrontare questa nuova esperienza. Il Kawakibi rimane sempre il Kawakibi, non cambia purtroppo in bolognese. No, aspetta, questa me la devo studiare. In bocca al lupo chiaramente al nuovo acquisto del Pordenone. Ricordiamo che domani alle 17 al Polisportivo Comunale di Manzano, Morigi, inizierà anche il raduno precampionato per quanto riguarda la Manzanese nell'avventura in Serie D. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto. Ulteriori aggiornamenti attraverso il nostro sito www.friulitv.net. Alla prossima. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.